Eder. Mech. Pallister. Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di via Pascoli a Garlasco, torna sotto i riflettori giudiziari. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Pavia aveva negato la riapertura delle indagini, accogliendo così il ricorso della Procura. Una decisione che riporta al centro dell'inchiesta Andrea Sempio, già indagato e poi prosciolto nel 2017, e che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi. La richiesta di riaprire le indagini è partita dalla difesa di Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio. Gli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari hanno presentato una consulenza genetica realizzata dagli esperti forensi Lazzaro e Ugo Ricci, secondo cui il DNA trovato sotto le unghie della vittima sarebbe perfettamente leggibile e analizzabile. Sulla base di questa consulenza, la Procura di Pavia ha disposto un'ulteriore perizia genetica, dalla quale è emersa una compatibilità tra il codice genetico di Andrea Sempio e le tracce biologiche rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, un elemento che, secondo la Procura, rende necessaria una riapertura delle indagini per approfondire il ruolo di Sempio nella vicenda, ma non è solo il DNA a riaccendere i riflettori su Sempio. La difesa di Stasi ha depositato anche una consulenza che evidenzierebbe una compatibilità tra la grandezza delle impronte lasciate sul luogo del delitto e la taglia delle scarpe di Sempio, elementi che, secondo la difesa, meritano di essere approfonditi con nuovi accertamenti scientifici. Oltre all'analisi del DNA, la Procura di Pavia ha avanzato 3 richieste precise per approfondire la posizione di Andrea Sempio. 1. Confrontare le impronte digitali. Le impronte papillari repertate sulla scena del crimine non sono mai state confrontate con quelle di Sempio. La Procura intende procedere a questa comparazione utilizzando le più moderne tecniche forensi. 2. Raccogliere nuove testimonianze. Si vuole ascoltare nuovamente gli amici di Chiara Poggi e di suo fratello Marco, all'epoca molto legato ad Andrea Sempio, per ricostruire con maggiore precisione le frequentazioni della vittima e i rapporti tra i soggetti coinvolti. 3. Interrogare Andrea Sempio. Dopo essere stato prosciolto nel 2017, Sempio potrebbe ora essere sentito di nuovo per chiarire alcuni aspetti emersi dalle nuove indagini. Nonostante queste richieste, il 28 febbraio 2024 il giudice per le indagini preliminari di Pavia ha respinto l'istanza di riapertura del caso. Tuttavia, il 20 marzo la Procura ha reiterato la richiesta, illustrando gli accertamenti che intendeva svolgere. Anche in questo caso il GIP ha negato il via libera alle nuove indagini. A quel punto, la Procura ha deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo che il GIP avesse omesso di verificare la sussistenza dei presupposti formali per riaprire il caso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che, sebbene di norma un provvedimento del GIP non sia impugnabile in Cassazione, in questo caso il diniego era viziato da un'omissione procedurale. Il fascicolo torna così nelle mani di un nuovo giudice per le indagini preliminari, che dovrà valutare nuovamente se concedere la riapertura del caso. Con questa decisione, Andrea Sempio si ritrova per la seconda volta indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La sua iscrizione nel registro degli indagati avviene con la stessa formula utilizzata nel 2017. L'omicidio sarebbe stato compiuto con il concorso di altri soggetti o con Alberto Stasi, un'aggiunta automatica, poiché la condanna di Stasi è definitiva e non è intervenuta alcuna revisione del processo. Il dibattito tra le parti si riaccende. Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, commenta con scetticismo la decisione della Cassazione. Siamo al 7° tentativo di fare cadere un giudicato. Ogni volta si torna sugli stessi elementi senza che emergano fatti realmente nuovi. Di parere opposto la difesa di Alberto Stasi, che insiste sulla necessità di chiarire il ruolo di Sempio nella vicenda. L'avvocata Giada Bocellari sottolinea: non seguiamo l'onda mediatica, aspettiamo gli esiti delle analisi sul DNA di Sempio e poi valuteremo l'eventuale revisione del processo. A quasi 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a far discutere.
La condanna definitiva di Alberto Stasi sembrava aver chiuso la vicenda, ma le nuove analisi sul DNA e le impronte digitali potrebbero riaprire scenari fino a oggi inesplorati. Ora la palla passa al nuovo GIP, chiamato a decidere se autorizzare le indagini richieste dalla procura. Nel frattempo, la famiglia Poggi attende con preoccupazione l'ennesima svolta giudiziaria, mentre la difesa di Stasi spera di poter finalmente rimettere in discussione la condanna del loro assistito. Il delitto di Garlasco, dopo quasi 2 decenni, è ancora lontano da una verità condivisa. Non sono contento perché non si può dire, però sono sollevato che la professoressa Cattaneo abbia acclarato che questo è un omicidio, non più un suicidio come è stato predicato da 3 anni a sta parte, e spero appunto che abbia ridato un po' di dignità a mia sorella, questo qua. E in più volevo dire che quello che ultimamente viene detto nelle varie trasmissioni, che tutti devono essere indagati. Io sono il pronto, io vorrei essere indagato io, mia moglie, mia figlia, però vorrei anche che vedessero anche i parenti di Visentin, il figlio, anche tutti i suoi parenti. Non sono mai stati sentiti da quella parte. Esatto, e non mi sembra. E in più anche gli amici suoi, che non sono mai apparsi in televisione, però che l'hanno conosciuto e si sono visti qualche volta In assieme. fin dei conti il figlio ha vissuto con loro un paio di mesi. Lui va a fare un giro con la GoPro 9 nuova, che è ad alta definizione, che voleva provarla per vedere, e invece non è così. Liliana non è stata cremata nonostante Sebastiano ci abbia provato in più modi. Tra l'altro ci sono dei casi negli Stati Uniti di mariti che hanno tentato di cremare la moglie subito in casi sospetti e dopo anni sono stati riconosciuti come colpevoli. Per fortuna è stata cremata, perché difatti quando è stato ritrovato il corpo, e dopo sono stato con mia cugina proprio a scegliere la bara, ha detto andiamo, io già non parlavo più con lui, però mi ha convinto lei, vieni, e sono stato con lei, abbiamo scelto il colore, e in quel momento lì disse no, che vorrebbe cremarla. Ho detto no, non la cremiamo niente, io non sono d'accordo. E difatti io mi sono posto direttamente in procura, respingendo appunto la richiesta, se venisse fatta, che mia sorella fosse cremata. Non ho nessun problema, veramente, che inizino a fare il lavoro che devono fare. Io già a suo tempo avevo chiesto di essere sentito dal questore, dal procuratore capo, del capo della squadra mobile, dall'ispettore capo della mobile, dal sostituto procuratore della Repubblica, e mi è stato sempre declinato l'invito. Non so perché, perché volevo appunto che mi fossero spiegate dei particolari delle investigazioni che non capivo. E mi dicevano no, non è relativo. Ma come non è relativo? C'è anche un'applicazione che si può mettere sul telefonino, che a suo tempo venne a casa mia e mi chiese appunto se lo potevo aiutare ad installare, che aveva questa nuova GoPro. Ho detto va bene, era là, e là invece ho visto che aveva già un'applicazione. E ho detto ma cosa fai? Ce n'è già una? Fa, no, ma quella è vecchia, è di un'altra. Erano simili. Questo prima, questa era, mi sembra, il 26 o il 28 di novembre. Non ricordo bene la data. E io penso che lui stesse preparando, diciamo, l'alibi. Come mai la prima applicazione non mi ha chiesto di aiutarlo a metterla? Lui presenta questo filmato che praticamente 13 secondi prima era 800 metri più sotto di dove è fermato l'ultima clip, no? Che diciamo è arrivato ai campeggi. In 13 secondi lui ha fatto 800 metri in salita, in bicicletta. È impossibile. Lui ha modificato proprio la clip che presenta come alibi, ecco. Sono tranquillo.
Perché al mio paese si dice male non fare, paura non avere. Io so che non ho fatto niente. So che ero a casa con mia moglie e le mie figlie, so che alle 3:30 sono venuti i carabinieri, sono sceso giù, gli ho aperto la porta, mi hanno visto, mi sono risalito. Ho aperto la porta, e mutande, magliette e mutande, sono sceso giù, ho aperto la porta, quella che dà sulla cucina, mi hanno visto, arrivederci grazie. Io che sono stato a casa sempre, non sono mai uscito di là. Poi se le targhe, come ripeto, cosa le targhe, si vede se io mi sono mosso con la macchina, se si vede se io mi sono mosso a piedi, perché quella lì, le telecamere delle targhe, c'ha più durata, perché serve per fare le multe. Se arriva una ad alta velocità, mi sembra che guarda anche l'assicurazione, l'assicurazione della macchina e la revisione, quella telecamera lì. Quindi le telecamere del Targa System sono state prese perché duravano di più. Mentre, ahimè, quando è venuto il maresciallo e io gli ho detto prima di uscire, maresciallo, io sono pregiudicato, non vorrei avere dei problemi, puoi prendere le telecamere. Il maresciallo mi ha risposto, ma sì, stai tranquillo, quella è scomparsa l'anno scorso, dopo pochi giorni è tornato a casa e vedrà che riappare. Il maresciallo di Chiomonte, non questo attuale, quello che c'era prima. E l'ho sempre detto questo è l'amore in bocca, quello che c'era nel cuore, è quello che mi fa male. E per di più ti voglio dire anche un'altra cosa, molto importante. Spero e mi auguro, ma me lo auguro con tutto il mio cuore, è il bene mio, delle mie figlie e della mia famiglia che cerco di riprendere, di ritornarci insieme. Spero che esista un software, come si chiama, software, che riesce a captare di nuovo le immagini di queste telecamere che sono state cancellate. Lo spero, perché se c'hanno le telecamere, le altre telecamere, a me mi devono proprio lasciare perdere, a parte le scuse, ma mi devono proprio lasciare perdere. Perché si vede che io non sono uscito, si vede che Mara come si incamminava a piedi, si vedeva il tir che l'ha portato su, ma tanto il tir spero che sono riuscito a risalire, perché è Target System. Io ti sto dicendo, io perché mi sono fermato a guardarla lì? Mi sono fermato apposta per vedere se andava a passaggio e se qualcuno veniva a prenderlo. In questo caso ti assicuro che qualcuno poteva prenderlo. Qualcuno è venuto a prendere. E Mara si è salito in macchina qualcuno perché qualcuno si fidava. Certo che io non capisco come fa a fare autostop a quell'ora lì di notte. Non so. Forse era sua abitudine fare passaggio, non so. E è arrivata col tir. Perché io mi ricordo anche un particolare, Mara. Dopo che, tra virgolette, ecco Mara, la prossima volta le chiavi segrete lasci in borsa, non le mettere nella tua roba personale nel mio cassetto. Poi dopo questa cosa qua, che mi ha detto quando mi ha chiamato, mi fa, sì, se altrimenti non posso entrare in casa. E faccio, Mara, ci mancherebbe, mica ti lascio in mezzo alla strada. Fai in fretta, vieni, cerca di venire. È lì che ho chiesto, ma ti porta Cosimo indietro? Fa no, Cosimo mi ha lasciato all'Excalibur, ma io adesso vado all'Agip, visto che passano tanti camion, perché l'autostrada era chiusa. Il primo questo che passa, vengo su. Io l'unica ragione che posso avercela con lei è che non mi ha ascoltato, perché se mi ascoltava si fermava a dormire, la mattina prendeva il treno e se ne andava via. E a quest'ora era viva, perché col senno di poi a quest'ora era a casa con sua figlia o con il suo marito, chi è. Io questo e questo è l'amaro in bocca che ho io, capisci? L'amaro in bocca è proprio quello che se mi ascoltava, quando gli ho offerto la camera, non succedeva tutta questa roba qua. E ripeto, io non so perché alla fine Mara era una brava donna, era buona, di cuore era buona, si vedeva, chiedeva scusa mille volte, per cose inutili, futili. La vedevo così, era di altri tempi. Io ripeto, se c'era la polvere, e lei vedeva la polvere, oltre al suo orario di lavoro, lei non se ne fregava niente, lei toglieva la polvere. E gente così non si trova ogni giorno. Allora, vogliamo fare un'altra cosa. Vuoi che ti do la conferma che mi prendo le mie responsabilità? Però se ti dico questa cosa qua me la devo andare in onda. Come ho già detto in un'altra intervista, e come l'ho detto anche ai carabinieri, io ho già avvisato gli inquirenti. Se dovessi vedere cose, me ne spacco le gambe. Io le spacco, perché ha fatto tutto un casino della Madonna, per una patente. Visto che, ahimè, è Mara, purtroppo, e mi dispiace tantissimo che quelle cose lì sono di Mara, adesso secondo me, la mia esperienza, la mia esperienza, come si dice, giuridica, secondo la mia esperienza, io penso che dovrebbero indagare un po' più di persone.
A che ora è andata via? 2:40, 2:45. Le 3 meno un quarto, sono andati giù, il tempo di scendere giù, lei mi ha chiamato e è salito su, ci ha messo un quarto d'ora. Alle 3 si è presentata qua. Fino alle 2:45 ha scritto i messaggi. Per certo, sono andati via alle 2:45 perché il tempo di 2:45, il tempo di scendere sono 5 minuti, la strada è libera, vuota, di notte. È arrivata all'Excalibur e mi ha chiamato e è tornato indietro. Ci ha messo giusto un quarto d'ora. Però Mara in un messaggio dice che la trattano come una pezza di piedi. Mara qua non ha mai scritto una cosa del genere. Fino alle 2:45. Secondo me i messaggi dalle 3:05, mettiamo 0:10, che sarebbe l'ora che Mara è andata via di qua, 3:05, vuol dire che non li ha scritti lei, se sono così strani. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.